Una buona giornata, bentrovati, eccoci in diretta, edizione di questa giornata, della nostra prima edizione, con tanta cronaca davvero oggi e molti collegamenti dalle redazioni del Veneto e non solo, anche dal Friuli Venezia Giulia. Abbiamo delle operazioni in corso da parte della polizia per quanto riguarda Treviso, un'operazione di cui daranno conto più tardi i carabinieri di Terme Euganee invece a Padova, e poi purtroppo tanta cronaca dalle strade, perché è davvero una strage sulle strade in questi ultimi giorni. Nella serata di ieri sono morte 2 persone. Allora cominciamo a darvi conto della tragedia che si è verificata sulla Triestina. Ieri vi abbiamo parlato di un ferito grave. Purtroppo in serata è morto un 73enne di Azzano Decimo, Dario Marcuz. Dopo qualche ora dallo schianto che si era verificato a Vado di Fossalta di Portogruaro. Stava rientrando dalla casa al mare a Bibione a bordo del suo scooter quando verso le 15 si è schiantato contro un'auto, una Peugeot 208 condotta da un 54enne del posto. Immediati i soccorsi, con il friulano portato all'ospedale di Mestre con l'elicottero del SUEM. Abitava ad Azzano in via Boscate nella frazione di Corva, sposato, era un operaio in pensione. Gli amici parlano di una persona tranquilla e molto prudente, non sono gravi invece le lesioni dell'altro ferito. E poi c'è da dar conto della morte di un altro giovanissimo, purtroppo, un ragazzo di appena 18 anni. Anche qui, dopo alcune ore di agonia, è mancato il giovane ferito in un grave incidente a Mirano. Eccolo qui, nella mattinata di ieri, Gianmarco Valerio. Il suo cuore ha smesso di battere nella serata appunto di ieri nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Mestre. Gianmarco Valerio stava percorrendo via Cavin di Sala in direzione Mirano a bordo della sua Ducati Monster, si stava recando al lavoro quando si è scontrato con un'utilitaria, è volato per 20 metri sull'asfalto con la moto e ha finito la sua corsa prima contro un muretto e poi in un fossato. Immediatamente sono scattati i soccorsi. In via Cavin di Sala a fare i rilievi del caso sono arrivati anche gli agenti della locale dell'Unione dei Comuni del Miranese. L'epilogo purtroppo lo avete sentito nella serata di ieri, è stato tragico. Torneremo più tardi anche sulla cronaca dalle strade, torneremo a parlare dell'incidente di Motta di Livenza. Intanto andiamo in Guardia di Finanza a Treviso, perché è un imprenditore padovano, quello finito agli arresti domiciliari. Altre 10 persone che fungevano da prestanome sono indagate nell'ambito di un'inchiesta della Finanza di Treviso su un'associazione per delinquere che si prefiggeva lo scopo di acquisire numerose società, svuotarne il patrimonio e condurle al fallimento. I beni distratti dalle società fallite servivano sia per acquistare altre aziende, proseguendo così il meccanismo, sia per l'arricchimento personale degli indagati. Dalle indagini è poi emerso che il principale indagato, che si definiva business angel di aziende in difficoltà, pensate, ha anche diretto in maniera occulta 2 società trevigiane della sua rete, riuscendo a ottenere illecitamente 1.700.000 euro di finanziamenti pubblici erogati da Simest SpA per il sostegno ai programmi di internalizzazione delle imprese, evidentemente con altri fini, da quel che ha scoperto la Guardia di Finanza. Allora, dicevamo, giornata ricca per molti punti di vista. La politica innanzitutto, perché poi saremo a Padova dalle 12:45, parte la campagna elettorale del candidato di centrosinistra Giovanni Manildo, ma c'è stata questa mattina anche un'importante manifestazione, un presidio alla Superjet di Tessera, dove c'erano per noi Filippo Fois e Sandro Ponchio, perché appunto la crisi di questa azienda mette a rischio i 110 lavoratori che appunto temono di non ricevere lo stipendio da agosto. Si sono riuniti in assemblea. Entro un paio di settimane è prevista una manifestazione davanti al MEF. La crisi dell'azienda è paradossale, pur in buona salute, è bloccata dal congelamento del fondo russo che detiene il 90% della società, e solo il governo può evidentemente risolvere la situazione. Vediamo il materiale che ha raccolto sul posto il nostro Filippo Fois. È stata un'assemblea estremamente partecipata, quella dei lavoratori di Superjet, l'azienda che vedete alle mie spalle, che rappresenta un'autentica eccellenza italiana nel campo dell'aeronautica. La Superjet rischia la chiusura
e vive una situazione paradossale. Pur essendo un'azienda in salute non può più andare avanti con la sua attività perché è controllata al 90% da un fondo russo che è stato congelato per le sanzioni che l'Italia ha messo in atto dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Per quanto paradossale sia questa situazione, nonostante ci sia anche un fondo arabo pronto a rilevare questa attività, la situazione non si sblocca e i sindacati hanno denunciato l'inerzia delle autorità governative nel trovare una soluzione. Come è andata l'assemblea? Che cosa avete deciso? L'assemblea è un'assemblea partecipata, avevamo diverse istituzioni che hanno voluto dare la loro presenza, ora però serve il loro contributo effettivo, nel senso noi molto probabilmente andremo a Roma sotto il MEF per chiedere che ci siano delle risposte chiare per quanto riguarda questo sito produttivo. Noi qua, non noi, la politica qua sta rinunciando a un progetto industriale che prevederebbe la crescita di Superjet fino a 500 persone, quindi in un territorio che sta lentamente depauperando quello che è anche la manifattura, stiamo rinunciando ad avere un investimento così importante sul territorio. Chiediamo anche a Leonardo di venire al tavolo perché, ripeto, Leonardo è un attore fondamentale, al 10% all'interno di questa società e fino ad oggi Leonardo ha girato la testa dall'altra parte. Noi qua abbiamo un sito produttivo d'eccellenza e il Veneto è stato sempre un po' visto come il fanalino di coda su questi temi. Noi chiediamo a Leonardo che ci sia un impegno concreto per portare qua attività e lavoro per queste famiglie. Grazie a Filippo Fois e Sandro Ponchio, li risentiremo tra non molto perché si stanno spostando in un'altra zona per un fatto di cronaca estremamente grave. Vediamo se riesco tra un secondo a mostrarvelo, di cui dà conto oggi il Corriere del Veneto. Eccolo qua, vediamo, difende il figlio e prende un pugno in faccia, muore per emorragia un 39enne, è successo all'esterno di una nota discoteca di Mestre, arrestato l'aggressore di 24 anni con l'accusa di omicidio preterintenzionale. La vittima è quest'uomo, vedete, Vladimir Radu, residente a Noale. I fatti risalgono a giugno, in realtà quest'uomo è morto 2 giorni dopo aver ricevuto questo colpo. La notizia emerge solo ora perché c'è un'inchiesta, come avete sentito, in procura per omicidio preterintenzionale. Poi sentiremo i colleghi. Intanto è stato trasferito nella notte a Padova il 17enne caduto dalla finestra dell'appartamento di Corfù dove si trovava in vacanza con gli amici. È stato trasferito nelle scorse ore da Corfù all'ospedale di Padova il 17enne caduto dal balcone di un appartamento nell'isola greca dove si trovava in vacanza con gli amici da una settimana. Un volo di almeno 7 metri. I genitori, che si trovavano nell'isola da giovedì, giorno dell'incidente, sono riusciti a organizzare un volo sanitario privato per riportare il ragazzo a Padova. Il volo è atterrato a Milano, poi il trasferimento in ambulanza, sempre privata, fino alla terapia intensiva padovana, dove purtroppo è ricoverato, sempre in condizioni molto gravi. Nel frattempo le autorità greche stanno indagando sulla dinamica dell'incidente, che al momento resta incerta. Sembra che a dare l'allarme siano stati gli amici, ma non è chiaro se il 17enne fosse da solo sul balcone. Le indagini sono avvolte nel massimo riservo. Quel che è certo è che il 17enne ha riportato un trauma grave e che le prossime ore saranno cruciali per l'andamento del suo quadro clinico. Ancora un incendio in un'azienda, siamo in Alta Padovana, a fuoco, è andato questa volta un deposito di legna e le immagini sono impressionanti. Incendio all'esterno di un deposito aziendale a Santa Giustina in Colle, Alta Padovana. I vigili del fuoco sono intervenuti nel cuore della notte. In fiamme materiale legnoso che si trovava all'esterno di un'azienda che commercia combustibile e legna. Le squadre, arrivate da Padova, Cittadella e dal distaccamento volontario dei pompieri di Borgorico, hanno spento le fiamme con l'ausilio della schiuma antincendio. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi. Le cause del rogo sono ancora sconosciute. Minacciava un gruppo di giovani con ascia e coltello senza motivo. Un uomo di Cittadella è stato denunciato dai carabinieri.
Armato di asce e di coltello, minacciava un gruppo di giovani e così è stato fermato e denunciato dai carabinieri. Si tratta di un 41enne del Cittadellese, già noto alle forze dell'ordine, accusato di minaccia aggravata e porto abusivo di armi o d'oggetti atti ad offendere. I fatti si sono verificati lungo l'argine del fiume Brenta, quando un gruppo di giovani nordafricani, che avevano deciso di trascorrere qualche ora al riparo dalle alte temperature, veniva avvicinato da un uomo che viaggiava a bordo di una bicicletta, il quale, senza un apparente motivo, brandendo un'ascia e un coltello, li minacciava. Immediata è stata la richiesta di aiuto e così i carabinieri hanno fermato e identificato l'uomo, trovato in possesso di un'ascia con manico di legno della lunghezza di 54 cm e di 14 cm di lama e di un coltello di 31 cm e 19 cm di lama, oggetti sequestrati, mentre l'uomo non è stato in grado di giustificare il motivo dell'aggressione, né tantomeno il possesso del materiale, e così ora dovrà rispondere ai giudici. Prepara. E poi c'è la violenza sessuale brutale, davvero una notizia sconvolgente, quella che è arrivata da Rovigo, picchiata selvaggiamente in stazione, trascinata in un edificio abbandonato e violentata. L'episodio sconvolge naturalmente il capoluogo polesano, 2 stranieri sarebbero responsabili della brutale aggressione, un cittadino marocchino è stato arrestato, un altro è in fuga, la donna è stata ricoverata con prognosi addirittura di 40 giorni per le botte che ha ricevuto, fondamentali le immagini di videosorveglianza della stazione e il lavoro della polizia di Stato. Mi auguro che le indagini portino presto alla cattura anche del secondo violentatore e che paghi per l'orrendo reato che ha commesso, ha commentato il presidente del Veneto Luca Zaia, mentre la sindaca Valeria Cittadina ha parlato di episodio scioccante e ha chiesto un confronto urgente con il prefetto che si svolgerà già domani mattina in prefettura a Rovigo. E su questo caso è intervenuta per Fratelli d'Italia Valeria Mantovan, che è anche assessore regionale, con un post e un video. Violenza nelle nostre stazioni, degrado nei luoghi pubblici, cittadini sempre più insicuri. Il decreto sicurezza vuole finalmente intervenire sui reati che vengono commessi in queste aree, dice Mantovan, ma per la Cassazione non ci sono ancora i requisiti di necessità e urgenza richiesti per la decretazione d'urgenza. I cittadini non ne possono più. Sentiamo cosa ha detto nel video. Mi trovo alla stazione ferroviaria di Rovigo, cosa che faccio molto spesso, ritorno da una missione di lavoro, e sapere che una donna ieri, la nostra tranquilla cittadina, è stata massacrata di botte e violentata da 2 stranieri mi fa rabbrividire. Ecco perché ritengo che il decreto sicurezza voluto dal governo Meloni sia una misura necessaria, una misura che tra le varie ipotesi di reato introduce anche l'aggravante per i fatti che vengono commessi all'interno delle stazioni o nelle vicinanze di questa, ma anche in altre zone a rischio come metropolitane e mezzi di trasporto pubblico locale. La misura è colma. Anche oggi un turista americano è stato accoltellato per cercare di portargli via la collanina da 3 stranieri. Io dico che oggi, nonostante la Cassazione abbia detto che il decreto sicurezza difetta dei requisiti di necessità ed urgenza, io credo che sia invece necessario intervenire tempestivamente, perché altrimenti cittadine tranquille come queste rischiano di vedersi ulteriormente compromesse. Davvero un episodio sconvolgente. Allora parlavamo del pestaggio fuori a Mestre di un papà di 39 anni che è morto dopo 2 giorni per aver difeso il figlio. È pronto in diretta il nostro Filippo Fois con Sandro Ponchio per gli aggiornamenti. Filippo. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Davvero una vicenda incredibile quella che si è verificata in questo parcheggio, dove di fatto è finita la vita di Vladimir Radu, si chiamava così il papà 39enne, che qui ha ricevuto un pugno in faccia che è risultato fatale. L'uomo è spirato all'ospedale all'Angelo di Mestre dopo 2 giorni di agonia, il 23 di giugno. Cos'è successo? In questo parcheggio noi siamo in una zona in cui ci sono diversi locali, c'è anche la discoteca Area City, che però all'epoca era chiusa dal 17 di maggio, anzi l'Area City ha fornito agli inquirenti, ci hanno detto, anche delle immagini videoregistrate dai sistemi di sorveglianza che sono servite a ricostruire l'accaduto. Vladimir Radu è uscito con il figlio 14enne, hanno trovato un giovane di 24 anni, anche lui di origine moldava, col quale è iniziata una discussione forse per una battuta che era stata fatta dal ragazzo più giovane. Queste sono cose che dovranno essere appurate
Fatto sta che comunque è iniziata una discussione per cui che è degenerata in una colluttazione, da quello che è stato ricostruito, tra il padre del ragazzino e questo giovane. A un certo punto della colluttazione Vladimir Radu ha ricevuto un pugno che gli è risultato fatale. Come detto, è espirato dopo 2 giorni di agonia all'ospedale dell'Angelo. Il responsabile del pugno, che ha comunque ricostruito già la vicenda davanti agli inquirenti, è stato fermato appena 2 giorni fa. Si trovava in Slovenia, è rimasto irreperibile per circa un mese. Per lui è stata disposto l'obbligo di dimora a Spinea. La famiglia invece di Vladimir Radu risiede a Noale. Un obbligo di dimora con divieto di uscita di casa dalle 20 alle 7 di mattina. Come detto, il giovane si era reso irreperibile, però insomma a suo favore c'è il fatto che non fosse scappato dopo quello che era successo, anzi cercato di rianimare la persona che aveva colpito, e ha ammesso poi quello che era accaduto davanti agli inquirenti. Adesso l'accusa è quella di omicidio preterintenzionale. Partirà un processo, quello che rimane invece è il lutto e la perdita del capofamiglia di una giovane famiglia per un motivo così futile come quello che pare sia all'origine di questo gesto, che poi è risultato fatale. Lina, io ti restituirei la linea. Grazie a Filippo Fois, davvero una vicenda anche questa che lascia senza parole, come lascia senza parole purtroppo quel che è successo a Cesana Beach. Siamo nel Bellunese, la spiaggia che sorge nell'area demaniale sotto la diga di Busche, dove ha perso la vita Gaia De Gol, 15 anni, di Lentiai di Borgo Valbelluna, schiacciata da un masso della scogliera del vecchio ponte di Cesana. La procura di Belluno ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Probabilmente si stava arrampicando su dei sassi, ci sono dei massi abbastanza grossi qua sotto di protezione di una colonna e lì probabilmente è scivolata. Una fatalità inspiegabile quanto inaccettabile. Un pomeriggio d'estate a Cesana Beach, luogo rinomato in provincia perché meta di giovani e famiglie desiderosi di trovare riposo, ristoro e svago. C'erano molte persone perché adesso d'estate è sempre come se fosse una spiaggia, diciamo, quindi è sempre pieno di ragazzi, di gente che viene a prendere il sole, che viene a nuotare, poi c'è anche un piccolo bar, quindi c'era anche tutta questa gente che era lì al chiosco, insomma, perché è un'area molto frequentata. D'un tratto il vociare viene zittito dall'eco di un rumore sordo seguito da grida di aiuto. Per realizzare quanto accaduto basta sporgersi oltre la boscaglia. Sotto il pilone del vecchio ponte di Cesana, fra i massi che lo rinforzano, c'è il corpo ormai privo di vita di Gaia De Gol, 15 anni, residente a Colderù di Lentiai, comune di Borgo Valbelluna. Vicino a lei l'amica e coetanea, ferita perché coinvolta dallo scivolamento di un masso. Incolume la sorella. I soccorsi sono fulminei. Il personale del 118 arriva con ambulanze e con l'elicottero, assieme ai vigili del fuoco che con l'ausilio di cuscini di sollevamento tentano di sottrarre la giovane Gaia dalla trappola mortale. Tutto inutile. Al medico del 118 non resta che constatare il decesso della ragazzina. La mamma corre disperata, ma sopraffatta dalla scena straziante viene colta da malore e trasferita all'ospedale di Feltre. All'ospedale di Belluno invece viene trasportata l'amica di Gaia. A lei la sorte ha riservato un destino diverso. Forse perderà 2 dita di una mano, ma è viva. Dolore immenso, perdite una vita, ci sono molte altre parole da aggiungere, solo questo. Il vice sindaco di Borgo Valbelluna a stento trattiene la commozione. L'assessore regionale Giampaolo Bottacin, interpellato sui pericoli che si celano sulle sponde del Piave, spiega. Oggi può essere che una parte del fondale sia in un modo, domani in un altro, una parte delle arginature sia toccata dall'acqua, domani no, insomma sono ambienti abbastanza pericolosi. È necessario conoscere il pericolo per cercare di non esporsi al pericolo, questo credo sia la base di tutto. Occupandomi di sicurezza anche per motivi professionali, credo che questo sia l'aspetto più importante. Gaia De Gol frequentava l'agrario di Feltre, la ginnastica artistica la sua passione. Una famiglia, la sua, segnata dal lutto per la morte del padre pochi anni fa in seguito a malattia. Una tragedia nella tragedia. La procura di Belluno ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio colposo e al momento non risultano iscrizioni nel registro degli indagati. Le indagini proseguono sulla base degli accertamenti svolti dai carabinieri. Disposta anche l'autopsia sulla salma della quindicenne per accertare le cause della morte.
Luglio 2025, agosto 2020, pochi chilometri in linea d'aria più a nord, 5 anni fa. Un evento simile per la sua dinamica strappò alla vita Alessio Bortoluzzi, anch'egli di 15 anni, schiacciato fra due massi lungo la scogliera del Piave, poco sotto la cartiera di Santa Giustina. E i sindaci dell'asta del Piave, del Trevigiano, sono stati convocati ieri per la seconda volta dalla prefettura per dare corpo alle iniziative individuate per cercare di ridurre la pericolosità del corso d'acqua nella fattispecie per gli annegamenti 2 che ci sono stati nelle ultime settimane. C'è una nuova cartellonistica informativa in programma a più lingue, come si sta già facendo lungo il Po. Potrebbero essere così i nuovi cartelli sul Piave, simili a quelli già predisposti sul Po. A proporli al prefetto il sindaco di San Biagio nel secondo vertice organizzato dalla prefettura in provincia. Una decisione definitiva sarà presa però a breve, come una rinnovata campagna di sensibilizzazione dei cittadini sui pericoli del fiume. Avvieremo una campagna di informazione veicolando uno strumento già attivo e predisposto dall'autorità di bacino, che è Io Tu Noi il Piave, cercando di fare emergere quali sono i pericoli principali che sussistono nel momento in cui si va a fare il bagno sul Piave, che tra l'altro dovrebbe essere già proibito per altri tipi di questioni. In effetti il divieto di balneazione risale alla fine degli anni 70, ma è legato all'inquinamento delle acque, considerando che a quel tempo, solo per fare un esempio, ben pochi comuni avevano depuratori. Quindi bisognerebbe anche aggiornare la legge regionale, che, va ricordato, rimanda ai sindaci ogni attività di prevenzione, controllo e sanzione, con relative ordinanze comunali. Questo è un aspetto che va ancora approfondito ulteriormente, non solo quello sanzionatorio, ma proprio l'atto che sta a monte e che prevede la sanzione. E se da una parte si continua a ribadire che sul Piave non si fa il bagno, dall'altra c'è chi, come il sindaco di Breda, continua a puntare invece a creare isole sicure dove derogare sul divieto. Ne abbiamo parlato questa mattina e ne riparleremo ancora. Io ho detto non è un qualcosa che riusciremo a realizzare dall'oggi al domani e siamo d'accordo di rincontrarci con le autorità competenti. Come vi anticipavo, è in corso dalle prime ore di oggi un'operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura della Repubblica di Treviso per smantellare una rete criminale dedita al narcotraffico e alla detenzione illegale di armi. La squadra mobile di Treviso sta eseguendo arresti e perquisizioni anche nelle province di Belluno, Vicenza e in altre dell'Emilia Romagna nei confronti di 23 indagati appartenenti a un gruppo di origine prevalentemente dominicana. Per noi in questura a Treviso a seguire la conferenza stampa che si è conclusa evidentemente da poco, Daniela Sizia con Nicoletta Rizzetto. Daniela, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori. Si l'ha detto tu, una vasta rete di criminali dedita al narcotraffico, 23 le persone indagate. Oggi sono state eseguite 3 misure di custodia cautelare, uno è stato trovato a Treviso ed è stato arrestato, 2 invece erano già fuggiti all'estero. Ci sono perquisizioni ancora in corso, soprattutto nella città di Treviso, ma non solo, con droga trovata nascosta ovunque, dal garage, nelle lattine delle bibite, nelle scatole, ovunque, soprattutto prevalentemente cocaina e un'operazione che prende il nome di Focus 23 perché loro nel 2023 la polizia aveva notato una Ford Focus fare un via vai tra Treviso e Ravenna. Hanno attenzionato, monitorato questa macchina ed è poi emersa questa attività illegale. Si tratta di 23 persone indagate, sono quasi tutte domenicani, sono persone che sono radicate qua nel territorio, hanno un lavoro, sono operai per lo più. Adesso per 8 di loro sono stati convocati per un interrogatorio e poi probabilmente saranno arrestati, mentre gli altri 3 sono stati arrestati subito, anzi 1 perché 2 sono fuggiti perché c'era proprio il pericolo di fuga. Una vasta operazione, droga che arrivava dalla Spagna e poi veniva smerciata, imponente insomma la quantità di droga che è stata trovata. Sono stati anche recuperati diversi contanti, ovviamente tutto sotto sequestro.
e noi abbiamo sentito proprio il capo della squadra mobile che ha diretto questa vasta operazione Blitz che è scattato intorno alle 5, Luca Lovero. Sentiamo il dirigente della squadra mobile della questura di Treviso, sentiamo che cosa ci ha detto. Sono in corso di esecuzione 25 perquisizioni locali e personali nei confronti di altrettanti soggetti indagati per i reati in materia di stupefacenti e di detenzione abusiva di armi. Nel corso di queste perquisizioni sono state rinvenute diverse dosi di cocaina destinate alla successiva vendita, denaro contante e materiale per il confezionamento di sostanza stupefacente. Inoltre sono state arrestate 2 persone in flagranza di reato. Tutto parte dal 2023, anno di inizio delle indagini, quindi momento in cui la squadra mobile di Treviso inizia ad attenzionare questa Ford Focus che dà il nome all'operazione e si rende conto, iniziando da lì, dell'esistenza di un gruppo criminale dedito al narcotraffico, soprattutto nelle province di Treviso principalmente, ma anche di Ravenna, con poi diramazioni in altre province del Veneto e dell'Emilia Romagna. Gruppo criminale nei cui confronti oggi abbiamo eseguito le perquisizioni. E le armi? Armi non sono state trovate, ma sono emerse dei riscontri in tal senso durante l'attività di indagine. Ci tengo anche a dire che nel corso della giornata odierna è stata eseguita un'ordinanza di misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto di origine dominicana. Altre 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere verranno eseguite in seguito perché le 2 persone non sono presenti sul territorio nazionale. Come gestivano questa attività? La gestivano principalmente trasportando sostanza stupefacente del tipo cocaina su delle autovetture munite di doppio fondo fra le province interessate, vendendole poi a soggetti che a loro volta si occupavano dello spaccio al dettaglio. E c'era anche traffico con l'estero? Allora, fra i canali di approvvigionamento del gruppo che è stato sottoposto ad indagine è emerso anche un canale che porta in Spagna, paese dal quale i nostri indagati hanno cercato almeno in un'occasione di importare ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina, però poi bloccata dalle autorità spagnole sul territorio estero. Quindi da dove arrivava la droga? Per quanto riguarda noi sappiamo sicuramente dalla Spagna e da altri canali di rifornimento nazionali. Peraltro per quanto riguarda quello che avveniva prima di questi momenti non possiamo dire nulla. Le persone arrestate erano già conosciute? Le persone arrestate erano conosciute innanzitutto perché indagate all'interno di questo procedimento penale e oggi colte ulteriormente nella flagranza del reato. Dunque Lina, hai sentito perquisizioni che sono in atto, fra l'altro in una delle perquisizioni una delle persone indagate ha tentato di fuggire, di sottrarsi alla perquisizione degli agenti di polizia, ma è stato bloccato subito dopo e ovviamente la perquisizione è stata compiuta. Si tratta, lo diciamo, di un bilancio per ora parziale perché sono ancora in atto ulteriori perquisizioni nel Trevigiano. Comunque sono stati sequestrati circa 100 grammi di hashish marijuana, materiali da confezionamento e circa 32.000 euro in contanti, tutto ovviamente sequestrato. Come vi dicevo è per il momento un bilancio provvisorio, per il momento non sono state trovate armi, anche se dall'attività investigativa loro hanno accertato alla polizia che avevano disponibilità, queste persone indagate avevano disponibilità di armi. Qui dalla questura di Treviso è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Daniela Sizzia, davvero tanti gli aggiornamenti di cronaca oggi, però ci fermiamo un attimo, apriamo una parentesi, andiamo in uno scenario di tutt'altro genere perché oggi parte ufficialmente la stagione sul Nevegal, è tutto pronto, stamattina è inaugurato anche il ponte delle Erte, ci colleghiamo in diretta con Fabio Fioravanzi e Stefano Bozzi che sono su per noi. Fabio, buongiorno. Grazie per la linea, siamo sul ponte delle Erte sopra il Nevegal e per far capire l'importanza di questa giornata mi piace sottolineare che con noi abbiamo il sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrini, abbiamo l'assessore regionale della protezione civile Giampaolo Bottacini, ma abbiamo anche l'assessore comunale alla protezione civile Lorenzo De Cunovic, l'assessore al Nevegal Franco Roccon, ma qui parliamo anche di turismo, sta lì ma potrebbe anche venire lì Paolo Luciani che è sul turismo del comune di Belluno. Questo credo che dia il senso dell'importanza di questo momento. 280.000 euro spesi per fare questo ponte, 200.000 messi dalla regione, 80.000 messi dal comune, che a volte per noi anziani
si capisce poco l'effetto, ma è mezzo miliardo, per dirlo con il modo di dire, o sbaglio. Cominciamo da chi mette più soldi, mi sembra democratico. No, è un intervento sicuramente importante, ma l'importanza io lo sottolineo anche considerando il fatto che questo fa parte di un tassello di investimenti che fa la Regione su questo territorio ormai in maniera consolidata da anni, sia per la manutenzione del Nevegal, 500.000 euro negli ultimi 10 anni solo per la manutenzione, più 12 milioni e mezzo di investimenti sul territorio del Comune di Belluno per la mitigazione del rischio idrogeologico attraverso il Genio Civile e i servizi forestali con gli operatori di Veneto Agricoltura, ma all'interno di quel disegno complessivo di mitigazione del rischio della Regione Veneto che cuba fino adesso 2 miliardi e 2 di opere realizzate per ridurre il rischio idrogeologico. Sindaco, tanti soldi. Beh, assolutamente sì, questo fa pensare e fa evidenziare che il territorio ha bisogno di cura, il territorio ha bisogno di essere vicino e quindi sicuramente le risorse sono fondamentali, ecco, per rendere sicuro un territorio. Quest'opera è stata importante, è stata condivisa con la Regione, con l'assessore, con i servizi forestali, perché dà la possibilità e permette, ecco, di andare a gestire meglio tutto il patrimonio boschivo che abbiamo, oltre anche a servizio alla malga e altri servizi. Credo che sia un importante impegno che ci siamo assunti, oltre i tanti che già stata, come evidenziato dall'assessore, posti nel territorio. Credo che, come ci siamo già detti, possiamo solo che proseguire, ecco, nella collaborazione dell'individuazione delle aree dove agire, perché sono dissesto idrologico, ne abbiamo sicuramente tanto, e quindi insieme, lavorando in squadra, potremo dare un riscontro a tutte le necessità di questo territorio. Quindi grazie alla Regione, grazie a tutta la struttura comunale, alle imprese che hanno lavorato, agli assessori che hanno portato avanti quest'opera, insieme ce l'abbiamo fatto. Vogliamo spiegare cos'è e a cosa serve questo ponte? Ma questo è un ponte che ha lo scopo, ovviamente transita chi vuole transitare, ma ha lo scopo anche di garantire il passaggio dei mezzi pesanti per semplificare le attività di manutenzione, perché spostare i tronchi che sono là dietro servono mezzi pesanti, intervenire con delle opere edili serve il cemento, per fare il cemento servono le betoniere che hanno un peso rilevante, quindi questo è anche, ricordiamo, questo è un ponte che porta quale 40 tonnellate. Non è roba da poco. Non è roba da poco, fra l'altro realizzato in maniera particolare, ne parlavo prima con l'impresario, e che porta appunto 40 tonnellate, consente il passaggio dei mezzi pesanti e rende molto più semplice l'attività di manutenzione del territorio e dell'attività dei lavori boschivi. Lo so che lei ormai avrà a noia la domanda, ma visto che non siamo lontani, SS51, come vanno le cose? Ma, ripeto, l'SS51 è una strada statale, la competenza è di ANAS, io mi auguro, spero, come dico da anni, che sia finalmente analizzata tutta la strada, quantomeno da Vodo di Cadore fino a Fiammes, perché non vorrei che passasse il messaggio che sistemata la frana di Vodo poi dopo siamo tranquilli, perché quella vallata è strapiena di colate detritiche. Si è mossa quella di Cancia, si è mossa quella a monte di San Vito, ma ce ne sono anche altre, quindi lì va presa tutta l'asta stradale, va fatta un'analisi approfondita dal punto di vista del rischio idrogeologico e vanno previste opere strutturali, perché non possiamo pensare che con un semaforo si risolvano le questioni. Prova ne sia che il Fadalto, sempre statale 51 di Alemagna, ogni volta che piove viene chiusa. Grazie mille, grazie a tutti i presenti per essere stati con noi lì nello studio. Grazie Fabio Fioravanti, Stefano Bozzi, grazie naturalmente per questo collegamento a tutti gli ospiti. Allora vediamo se ci sono altri colleghi, in questo momento no, intanto io leggo un'ANSA che è stata battuta da pochissimo di cronaca da Vicenza, perché c'è stato un assalto di una banda di malviventi nella notte a una ditta di pelletterie di Molina di Malo. I ladri, che avrebbero puntato al cavò dell'azienda, hanno agito bloccando le vie d'accesso alla zona industriale con alcune auto
rubate, fuggendo poi, secondo le ricostruzioni, a bordo di un furgone. Ancora da quantificare il bottino. Sul posto sono arrivati in seguito i vigilantes attivati dal sistema di sicurezza e i carabinieri della compagnia di Schio, che stanno eseguendo naturalmente tutti i rilievi e le indagini del caso. Allora, vedo da Cormons, siamo naturalmente in Friuli Venezia Giulia, il collega Omar Costantini, perché c'è stato un incendio in un'azienda, la Ilcam, con degli operai portati in ospedale per accertamenti. Omar, buongiorno. Non ti sentiamo. Dell'Ilcam qui nella zona industriale di Cormons. Spero che l'audio vi arrivi. Dicevo che, come hai detto tu giustamente, intorno alle 8 si è sviluppato questo incendio, un macchinario del reparto della verniciatura. Sono 5 gli operai coinvolti nell'incendio, 2 sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale di Catinara e 3 invece condotti all'ospedale di Gorizia. Per fortuna, da quanto sappiamo, non sono in pericolo di vita. Vi posso garantire che l'odore acre della vernice si sente benissimo dall'esterno. Sul posto celermente sono giunti le squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Gorizia insieme ai colleghi di altri distaccamenti per iniziare subito le operazioni di spegnimento del macchinario e la bonifica messa in sicurezza. Chiaramente tutto il reparto di produzione al momento, da quanto sappiamo, è fermo per permettere insomma gli interventi di soccorso. Come potete vedere con le immagini che vi sta immortalando Francesco Zilli, l'autobot, ma ci sono anche gli altri vigili del fuoco un po' più avanti rispetto a dove ci troviamo. Vedete che c'è anche questo grosso bocchettone che sta espellendo e sta arieggiando l'interno del reparto coinvolto dall'incendio. Quello che conta, ripetiamo, sono 5 gli operai coinvolti, 2 trasferiti in elicottero all'ospedale di Catinara e 3 invece in quel di Gorizia, però nessuno dei 5 operai coinvolti sono in pericolo di vita. Questa è una cosa importante. L'incendio, come detto, è stato domato celermente, adesso in corso le fasi di bonifica e messa in sicurezza per permettere la riapertura, tra parentesi, dell'attività produttiva entro stasera, al massimo per domani. Da Cormons è tutto, a te la linea per la prosecuzione di Antena 3. Grazie a Omar Costantini per questo collegamento, grazie naturalmente per la parte tecnica a Francesco Zilli. Allora, sapete che noi naturalmente spaziamo da un tema all'altro, siamo stati a vedere questo incendio con infortuni sul lavoro per questi lavoratori, poi torneremo su altra cronaca, ma c'è la politica che si interroga naturalmente sul tema dei dazi. Tra 2 settimane entreranno teoricamente in vigore i dazi imposti dagli Stati Uniti ai prodotti dell'Unione Europea. C'è grande preoccupazione per tutte le produzioni industriali e agroalimentari. Il vino è uno dei settori a maggiore rischio. A Bassano del Grappa c'è un'azienda agricola che esporta molto proprio oltreoceano, e allora sul posto sono in diretta Mirko Cavallin con Renzo Rigon per raccogliere quelli che sono le preoccupazioni naturalmente dei viticoltori. A te. Buongiorno Lina, buongiorno da Contrassoarda, Bassano del Grappa, alle nostre spalle la contrada di San Michele. Con me c'è Mirko Gottardi con Renzo Rigon che vi sta mostrando lo splendido panorama di oggi con una giornata bellissima. Allora, Mirko Gottardi, pochi giorni fa quando Trump ha annunciato questi dazi al 30%, come l'ha presa? Beh, diciamo che fortunatamente o sfortunatamente abbiamo una posizione di stallo. Stallo vuol dire che fin dall'inizio Trump ha dato degli input con dei numeri di recente, però confidiamo nelle trattative politiche o manipolazioni che possono essere. Sicuramente i numeri sono tangibili, vuol dire che in questi primi mesi abbiamo avuto un calo enorme di quello che è il consumo e la richiesta di vino per gli Stati Uniti. Fortunatamente sono mercati che si aprono e si chiudono, abbiamo la possibilità di frazionare
il mercato e diversificare la nostra offerta in altri paesi. Ecco, nel suo caso quanto vale l'export negli Stati Uniti? Noi esportiamo il 90% in 35 mercati mondiali e un 25% negli Stati Uniti, nelle varie posizioni, dico New York o New Jersey rispetto a Florida o California. Aggiungo una cosa, già il Canada è stato colpito dai dazi anche più alti del 30% e sulla base di questo, mi diceva poco fa, sembra cominciare un effetto di vasi comunicanti. Come potrebbe funzionare? In effetti è la prima impressione che abbiamo è proprio questa, che i nostri importatori stessi ci dicono che alcuni mercati stanno aumentando i consumi e le richieste di vino italiano. Questo dico fortunatamente perché ad esempio del Canada che abbiamo citato è il primo consumatore di vini americani e il consumatore direttamente si sta rifiutando di bere vino americano. Di conseguenza non è che si rifiuta di bere vino, ma di vino americano, pertanto quella posizione sicuramente sarà disponibile per gli altri produttori di vino a livello mondiale. Quindi un'apertura appunto verso la diversificazione dei mercati che in tanti stanno in questi giorni invocando in attesa delle trattative politiche. Sì, diciamo che finora è stato terrorismo, gli importatori più importanti per gli Stati Uniti stanno temporeggiando per vedere le risvolte politiche che saranno definitive, speriamo non con gli ultimi numeri dati da Trump, insomma. Ecco, un dato generale, il settore agroalimentare italiano vale molto, ma è pur sempre una fetta piccola, insomma intorno al 6-7% delle esportazioni. Per darvi un numero, l'anno scorso 76 miliardi di esportazioni dall'Italia verso gli Stati Uniti, in direzione inversa 32 miliardi, quindi la differenza è di 44 miliardi circa, e per questo Trump vuol mettere i dazi. La maggior parte, quindi un terzo, sono macchinari, prodotti farmaceutici, poi l'agroalimentare e tutte le altre produzioni manifatturiere rappresentano una fetta minore, ma insomma minore per un territorio come questo che di questo vive può essere un impatto importante. Speriamo che l'agroalimentare e il Made in Italy anche in questo caso faccia la differenza. I prodotti che noi abbiamo sul nostro paniere sono molto quotati nel mercato internazionale e tanto più molto amati dal territorio, dal popolo americano. Insomma, speriamo che il tradizionale Made in Italy, quindi la nostra qualità, la vostra qualità di operatori del settore, possa avere la meglio nel mercato globale. Grazie a Mirko Gottardi, a te linea con Renzo Rigone alla parte tecnica. Grazie ai colleghi di Bassano. Allora noi ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, torneremo, lo avete visto davvero, con tanti altri servizi e altri aggiornamenti. Ritorniamo in diretta da studio, abbiamo visto le bellissime colline, i vigneti del Bassanese, rimaniamo in quella zona ma per parlare davvero di qualcosa di meno piacevole. Parliamo di furti perché Monica Smidele e Alessandro Costacurta sono andati dal sindaco di Tezze, Luigi Pellanda, perché c'è stata una nuova ondata purtroppo di furti nel territorio comunale. L'ultimo episodio ieri sera, presa di mira un'abitazione in pieno giorno, i proprietari si trovavano in casa, tra la gente c'è ovviamente grande preoccupazione. Ancora furti nel comune di Tezze sul Brenta, questa volta ad essere presa di mira è un'abitazione in via Bachelet nella frazione di Belvedere, ma nei giorni scorsi si sono verificati altri casi anche in quartiere Concordia, qui a Tezze capoluogo e poi a Granella. Con noi il sindaco di Tezze Luigi Pellanda, allora ancora il suo paese nel mirino dei ladri. Sì, anch'io ho avuto le notizie che lei appunto adesso riferiva, in via Bachelet a Belvedere, in quartiere Concordia a Tezze, in via Molino a Granella. Io ho preso contatti con il comando dei carabinieri di Rosà, i quali mi hanno assicurato la presenza e la sorveglianza
come peraltro hanno sempre fatto. A tal proposito vorrei dire che proprio il quartiere Concordia ha aderito alla nostra richiesta di attivazione del servizio di controllo di vicinato e ci sono state delle persone che hanno dato la loro adesione e per questo motivo abbiamo mandato un paio di mesi fa alla prefettura la richiesta di attivazione di questo controllo di vicinato. Anche nelle altre frazioni che non abbiamo ancora avuto adesioni da parte dei cittadini rivolgo un appello perché si facciano avanti, perché come lo stiamo istituendo qui in quartiere Concordia lo vorremmo fare anche nelle altre frazioni del nostro comune. Non è la prima volta, Sindaco, che si registrano queste ondate di furti nel suo territorio. Perché? Che cosa succede? Perché è un territorio così fertile da questo punto di vista? Ma è un po' strano il periodo, perché di solito queste situazioni si verificano in prossimità delle feste, no, di Natale, del primo dell'anno, però anche durante il periodo delle ferie, quando ci sono le sagre paesane, no? Ecco, quindi dobbiamo prestare attenzione perché qui ad agosto dal 13 al 18 c'è la sagra a Tezze sul Brenta, che porta diverse persone, diverso afflusso di gente, quindi dovremo tenere alta l'attenzione. Anche il comando di polizia locale ha attivato un progetto di implementazione del periodo anche serale e notturno proprio in occasione di queste feste che si svolgono ogni anno nel nostro territorio. Senta, a proposito del servizio del progetto di controllo di vicinato, voi avete trovato l'adesione dei cittadini di quartiere Concordia, avete creato questo gruppo e adesso c'è il passaggio in prefettura per l'autorizzazione. Sì, certo, abbiamo avuto delle adesioni, sono state diverse le persone che si sono rese disponibili e adesso le formalità burocratiche. Quando potrebbe partire? Qua dipende dalla prefettura, cioè dipende da quando ci daranno l'autorizzazione. Ecco, vorrei anche aggiungere una cosa, che abbiamo partecipato giusto un paio di mesi fa ad un progetto, ad un bando per l'implementazione della videosorveglianza, a 120.000 euro è il costo complessivo del progetto e quindi siamo in attesa di capire se riusciamo ad ottenere anche qualche contributo per poter aumentare il controllo nel nostro territorio. Controlli naturalmente delle forze dell'ordine, abbiamo sentito anche maggiori servizi da parte della polizia locale anche nell'orario notturno, poi i controlli di vigilanza e un'implementazione del sistema di videosorveglianza del comune. Grazie a Monica Smidele e Alessandro Costacurta. Io saluto e ringrazio perché è arrivato qui in studio e oggi è una giornata anche particolare da questo punto di vista, ne parleremo tra poco. Saluto e ringrazio Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico, buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi. Allora, Andrea Martella, che innanzitutto facciamo un passaggio veloce, era la Superjet questa mattina, il presidio che abbiamo visto poco fa con il nostro Filippo Fois, perché i lavoratori temono purtroppo per il loro futuro. Sì, è una situazione molto delicata che sto seguendo da anni e oggi mi sembrava giusto essere accanto alle lavoratrici e ai lavoratori di Superjet che assieme alle organizzazioni sindacali hanno organizzato un presidio davanti ai cancelli di Leonardo. E ho voluto portare la mia vicinanza, ma soprattutto la mia proposta politica che da tempo perseguo, e cioè di dare un futuro a quel sito industriale che peraltro è un'eccellenza nella realtà veneziana nell'ambito aerospaziale, ed è necessario assumere delle iniziative nei confronti dei ministeri, del governo quindi, dell'Agenzia del Demanio, perché vengano sbloccate delle risorse necessarie per garantire i prossimi mesi e perché soprattutto si crei un piano industriale coinvolgendo anche Leonardo volto a dare una prospettiva industriale ed occupazionale. Ci sono 110 lavoratori professionalizzati che rappresentano un'eccellenza che non possono essere persi e quindi ho ricordato ancora una volta che il governo nazionale, la Regione Veneto e il Comune di Venezia devono
uscire da questa situazione di inerzia e fare qualcosa per dare una prospettiva a questa importante realtà. Senta, ma è un'estate calda di vertenze questa in Veneto? Abbiamo letto anche sui giornali ieri del Laguna Palace, fioccano un po' queste situazioni che allarmano naturalmente i lavoratori. Non c'è dubbio, siamo in una situazione che presenta tante realtà in Veneto, anche a Venezia, con possibili crisi dai risvolti occupazionali. Abbiamo visto a Porto Marghera qualche tempo fa Eni, Versalis mettere in discussione degli investimenti che invece è necessario fare, che vanno verso una chimica pulita e quindi una transizione di carattere ecologico. E abbiamo visto in questi giorni anche che in una realtà importante, alberghiera come il Laguna Palace, rischia di chiudere se non verrà trovato un accordo. Quindi immediatamente ho pensato di intervenire nei confronti anche del governo perché istituisca un tavolo con i soggetti interessati che permetta di non chiudere una realtà così importante. Sarebbe un buco veramente grave per la città di Venezia, di Mestre in modo particolare, e perché soprattutto possono salvaguardare anche qui diciamo le lavoratrici e i lavoratori che non si possono trovare da un giorno all'altro senza un lavoro. Certamente, quindi un tema davvero delicato questo, abbiamo visto anche i sindacati schierati. Senta, torniamo alla giornata di oggi, perché tra non molto contiamo di collegarci con il nostro collega Federico Fusetti da Padova, perché oggi parte la campagna per le elezioni regionali del candidato di centrosinistra Giovanni Manildo, parte tra gli studenti padovani, quindi anche un messaggio che si vuole dare anche a una fascia di elettorato magari che si vuole riportare a votare, mostrando un candidato che tutto sommato con i giovani sappiamo che ci sa fare, ha 3 figli giovani eccetera. Giovanni Manildo è il candidato che abbiamo scelto come coalizione di centrosinistra, con una scelta unitaria per le sue caratteristiche, per il profilo che riesce a avere, per il ruolo che ha avuto come sindaco di Treviso e io penso con la sua capacità di saper parlare al Veneto. Nel corso di questi anni abbiamo messo in luce alcune cose che non funzionano, tante cose che non funzionano in Veneto. Tra queste c'è anche la possibilità per i giovani del Veneto di avere un futuro nella nostra regione, di poterci vivere, lavorare, studiare, avere una casa, avere una retribuzione degna. E quindi Giovanni Manildo, credo molto opportunamente, ha scelto come prima uscita quella proprio di essere a Padova, all'università, incontrare i giovani e sentire da loro aspettative, richieste e costruire anche con i giovani un rinnovato impegno anche per la scadenza elettorale che abbiamo di fronte. Poi, come lei ha detto giustamente, Giovanni Manildo è una persona che con i giovani ci sa fare, attorno a lui si sta costruendo anche un comitato di tante ragazze e ragazzi che daranno una mano. Mi pare un buon risultato rispetto soprattutto a un centrodestra che non solo non parla di giovani, non parla dei problemi reali, ma continua a litigare sulle poltrone. Allora chiederei alla regia intanto di preparare in testa alla nostra scaletta proprio il servizio che abbiamo realizzato ieri sulle regionali per quanto riguarda l'altro fronte, appunto il centrodestra. So che lei non ama più di tanto parlare di casa degli altri, dopodiché effettivamente ieri ci si aspettava da questo vertice a Palazzo Chigi tra i leader del centrodestra qualcosa di più. Magari vediamo il servizio e poi lo commentiamo. Chi sarà il candidato presidente in Veneto? Io, ha risposto sorridendo ai cronisti Matteo Salvini prima di lasciare la Camera dopo il question time preceduto dal vertice del centrodestra sulle regionali. Dalla risposta ironica del leader della Lega a quella criptica di Antonio Tajani, non abbiamo parlato delle regionali, abbiamo fatto il punto della situazione. È uno dei tanti incontri per coordinare l'attività del governo, ha affermato il segretario di Forza Italia. C'è sintonia, ha assicurato, andiamo avanti fino alla fine della legislatura. Per Fratelli d'Italia, ma prima di entrare a Palazzo Chigi, ha parlato il responsabile nazionale dell'organizzazione del partito, Giovanni Donzelli. Poi ovviamente, essendoci a breve le regionali,
parleranno e continueremo a parlare come parliamo quotidianamente tra noi per individuare i migliori presidenti. Ma chi sia il migliore candidato della coalizione per la presidenza del Veneto rimane ancora un mistero, non solo nel nome ma anche per la forza politica di appartenenza. Per il Carroccio Veneto ottenere il candidato alla presidenza è la linea del Piave. Se l'idea però sia condivisa da Salvini non sembra affatto scontato, anzi, visto che proprio ieri a Venezia per la presentazione delle medaglie olimpiche di Milano Cortina, riferendosi al vertice odierno, il segretario Salvini ha detto: non imporrò niente a nessuno. Poi l'incontro con Zaia, 5 minuti appena, nel quale si dice il vice premier abbia proposto al governatore una poltrona di ministro. Zaia, che non ha ancora fissato la data del voto né scoperto le carte su un'eventuale lista a suo nome. Tant'è che la quadra tra le forze di maggioranza fosse difficile da trovare, soprattutto per il Veneto, era abbastanza prevedibile. La competizione tra Lega e Fratelli d'Italia è serrata, eppure Forza Italia, con Tosi che rilancia quotidianamente, non sembra intenzionata a mollare l'osso tanto facilmente. Certo, siamo a metà luglio ed il tempo comincia a stringere. Il tempo comincia a stringere, allora centrosinistra, lo abbiamo ripetuto più volte in queste settimane, che il nome l'ha già fatto, centrodestra che rinvia, pare che si dovranno aggiornare, insomma, se ieri non è uscito nulla di che e saranno decisive ancora le prossime settimane. Martella, cosa ne pensa? Ma io avevo preso un impegno tempo fa, cioè che per tempo avremmo detto il nome del nostro candidato e attorno a lui avremmo costruito una coalizione e un programma. Questo l'abbiamo fatto e naturalmente penso che sia un elemento di serietà nei confronti dei cittadini del Veneto, che avrebbero bisogno di sapere almeno la data delle elezioni e nemmeno questa è dato sapere. È ovvio che le elezioni dovranno essere entro il mese di autunno, entro il mese di novembre, entro l'autunno. Chi pensava di spostarle non può farlo, ma sarebbe anche corretto dire ai cittadini si voterà in quella data, in modo tale che tutti possono essere organizzati, mi riferisco ai partiti, e che i cittadini abbiano un orizzonte. E questo ancora non c'è, a me pare abbastanza grave. Ma perché non c'è? Perché il centrodestra ancora non è riuscito ad individuare una candidatura e sta litigando pesantemente per la successione a Zaia, magari si troveranno di fronte a delle sorprese, e sul candidato presidente del centrodestra. Il litigio è perenne tra la Lega e Fratelli d'Italia e tra Forza Italia e gli altri alleati. Non so come faranno ad unirsi, non so se si uniranno, certamente dovessero farlo non saranno più credibili per governare il Veneto ed è per questo che dico che in Veneto dopo 30 anni si può aprire una pagina nuova e questa pagina nuova può essere scritta dal centro-sinistra e dal nostro candidato Giovanni Manillo, che in questi giorni sta avendo molti riscontri positivi sul lavoro che vogliamo fare, sul programma che vogliamo fare, che metterà al centro i problemi dei cittadini, dalla sanità al lavoro ai giovani, come abbiamo detto poco fa. Senta, ma e per quanto riguarda la vostra di coalizione, si sta lavorando ancora per rafforzarla, ampliarla? Noi abbiamo una coalizione molto ampia che va dal Movimento 5 Stelle, AVS, il Partito Democratico, una lista di civici, il Veneto che vogliamo, Più Europa, i socialisti, Italia Viva che ha detto che aderisce e in questi giorni è ancora in corso una interlocuzione con Azione che anche mi pare nei vostri studi abbia più volte detto di essere interessata a questo progetto e soprattutto di guardare con fiducia Giovanni Manillo. È una questione che dovremo definire proprio nei prossimi giorni, io mi auguro che ci possa essere questa adesione, naturalmente sono adesioni di carattere programmatico, si decide da che parte stare, se si ha una visione comune, se si hanno dei programmi comuni, quindi stiamo affinando questa parte. Quello che mi sento di dire è che la nostra è una coalizione di forze politiche civiche, forze politiche ben definite, di forze civiche, di realtà, di liste territoriali, di amministratori che si stanno organizzando in tutto il Veneto e che potranno sicuramente contribuire ad una fermazione del centro-sinistra. Mi auguro un successo, noi vogliamo partecipare alle elezioni per vincerle, per governare.
Certamente. Senta, allora, prima in attesa che vediamo se, eccolo qua, vediamo se riusciamo a mettere in onda qualche immagine di Giovanni Manillo in diretta da Padova, dove inizia questa campagna elettorale. Vediamo se, esatto. Siamo in diretta Eccolo con il qua. direttore Bacialli, giusto per capire. Saluto, buongiorno direttore. La scelta di Siamo in diretta Padova, dall'altra si parte da qui, si parte dai giovani. Università importante, proprio oggi la rettrice Mappelli sulla stampa celebrava giustamente questo risultato bellissimo di essere la migliore università italiana di grandi dimensioni con i suoi 75.000 studenti, quindi è stata una scelta molto azzeccata. Poi andremo da tutte le altre università, poi a Padova mi lega anche un affetto molto forte perché mi sono laureato a Padova al BO oltre 30 anni fa, quindi c'è anche un elemento affettivo. Qualcuno dei colleghi le faceva notare che però molti non voteranno in Veneto tra i giovani. Ma la bellezza dei progetti è che si costruiscono non soltanto con la costruzione di chi va a votare, cioè vado a prendere casa per casa il voto, e questo sarà fondamentale. Le idee sono importanti, questa sarà una campagna dove le idee, la costruzione di un futuro dovrà essere quanto più concreto possibile, e i ragazzi che ho incontrato oggi, il luogo dove sono stato, sono stati molto fervidi di progetti concreti. E c'è da dire anche che il centrodestra non ha ancora scelto il suo candidato, è contento? Ma io faccio il mio, sempre nella mia vita ho sempre cercato di guardare a me stesso. Noto la differenza di un centrodestra che ha occupato i riti liturgici della successione del governatore attuale. È una lotta, una successione di potere vista in questo luogo, in questo modo. Noi abbiamo scelto un'altra strada, ho preso il testimone di un lavoro di oltre 1 anno e mezzo, un cantiere delle idee, portatori di interessi che si sono uniti in un progetto molto positivo, e vogliamo aumentare questo progetto e questo impatto di una campagna per qualcosa. È un centro-sinistra unito veramente, davvero? Sì, io devo dire che gli stimoli e le sensazioni che ho sono molto molto positive. Direttore, se hai domande, altrimenti ti resti. Ecco, erano collegato col doppio studio naturalmente, con Rete Veneta dall'altra parte. Vediamo se poi riusciamo a collegarci anche con noi per un saluto. Apro una parentesi su un altro tema che le è molto caro, Martella, il ritorno a casa del cooperante venezuelano, sì, in Venezuela, Trentini, che da più di 8 mesi ormai è rinchiuso nelle carceri venezuelane. C'è stato qualche contatto, o quantomeno qualche testimonianza per dire sta bene, però la mamma l'altro giorno è tornata a Roma a chiedere l'impegno del governo, e anche lei l'ha ribadito in queste ore. Sì, io assieme a tutti i miei colleghi del gruppo del Partito Democratico abbiamo rivolto un'interrogazione, ne avevamo già fatta una al ministro Tajani, perché ci dica che cosa sta facendo il governo italiano. Si sa che queste situazioni vanno affrontate sempre con atteggiamento appunto diplomatico e molto cauto, però sono passati tanti mesi, si hanno notizie veramente ai minimi termini. C'è stata una grande mobilitazione internazionale di organismi, di Amnesty International. Noi stiamo chiedendo che il governo italiano ci dica che vie sta perseguendo e che cosa sta facendo per garantire che Alberto Trentini possa rientrare in Italia. E dobbiamo farlo al più presto, perché non è possibile che vada dimenticata questa situazione, e lo dobbiamo a lui, alla sua famiglia, al nostro paese. Per questo mi auguro che il governo, ma lo dico senza polemiche in questo caso, ma con uno spirito costruttivo, faccia tutto quello che deve fare perché questa situazione non venga dimenticata, come dicevo. Certamente, anche perché appunto qui abbiamo una situazione che abbiamo sentito dire appunto che Trentini sta comunque bene, un compagno di cella svizzero ha riportato questo, ma il tempo sta passando, purtroppo sono tanti mesi. Ma il tempo sta passando, sono tanti mesi, le condizioni di quel carcere venezuelano non so quali siano, posso immaginare che non siano facili, anzi che siano molto, molto difficili, e quindi, come è avvenuto in altri casi, il governo deve mettere in campo tutte le iniziative per portare alla sua liberazione.
Senta, allora torniamo su Giovanni Manildo, perché come l'appuntamento di Padova voi proseguirete con questi incontri con la popolazione, ce n'è già un altro in calendario a breve. Sì, con una conferma che avverrà nelle prossime ore, sarà proprio a Treviso sabato prossimo la prossima uscita ufficiale del nostro candidato Giovanni Manildo, e sarà un momento per lanciare, al di là dell'incontro di oggi, la nostra campagna elettorale. Poi si proseguirà con questo lavoro anche durante il mese di agosto, non ci fermeremo, andremo in ogni angolo del Veneto, dovremo incontrare persone, dovremo parlare di problemi, ascoltare i cittadini per individuare delle risposte, non solo far emergere le tante cose che non funzionano, ma avere soprattutto la capacità di costruire delle proposte per risolvere i problemi. E lo faremo anche andando in luoghi simbolici che riguardano il Veneto, che ci consentano di parlare di lavoro, di ambiente, di pesca, di giovani, di impresa, e cioè sceglieremo una campagna elettorale con luoghi e simbolici che siano significativi di determinati problemi attorno ai quali noi stiamo costruendo la nostra proposta. Ok, allora ho paura che con Manildo non riusciremo più a collegarci. Io ringrazio come sempre Andrea Martella, tra l'altro lei lo vedrà sicuramente nei prossimi giorni, nelle prossime ore, no Manildo? Pensiamo che sia una bella corsa che dovete fare assieme questa. Assolutamente, quindi anche se indirettamente grazie a voi lo saluto, ma non mancheranno gli impegni e i contatti anche in queste ore mio e di tutta la coalizione per favorire il suo lavoro e per stargli a fianco in una campagna così importante e delicata per noi, che io spero possa rappresentare una svolta per il Veneto. Grazie, grazie ad Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico, buon lavoro. Allora noi adesso andiamo in pubblicità, torneremo tra poco per parlare proprio di lavoro. Ritorniamo in diretta da studio, vi annunciavo, parliamo di lavoro e anche di tutte le difficoltà che gli artigiani trovano ad andare avanti purtroppo. Mi ha raggiunto in studio un altro ospite, Giuliano Secco, che è presidente del gruppo moda di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno a lei e a tutti quanti gli ascoltatori. Aspetti che sistemiamo un po' il microfono, noi qua ci arrangiamo. Eccolo là. Allora, perché questa presenza? Perché c'è stato un caso che lascio spiegare a lei in particolare della Loro Piana e di scenari nuovi che si sono aperti in tema di rischi che le imprese corrono quando tra i fornitori ci sono episodi di sfruttamento e caporalato che danneggiano poi anche i committenti. È così? Qual è il tema che voi volete sollevare? Allora, un tema che noi non è il primo anno che solleviamo, ma sono parecchi anni che ci stiamo lavorando e lo stiamo sollevando. Il problema è sempre la questione del caporalato, cioè del lavoro sommerso che le grandi aziende passano tramite vari passaggi a gente che non rispetta le regole, non paga tasse, non paga contributi, cambia attività, cambia nominativo dell'attività ogni 19 mesi in modo di non essere intercettata da parte dello Stato. Noi questo lavoro tramite la Confartigianato, ma anche assieme al tavolo Sistema Moda Veneto, che comprende anche industriali, CNA, Confesercenti e Confcommercio, abbiamo deciso di intraprendere un percorso in modo di far emergere questo sommerso, perché crea danni al sistema Italia, crea danni al sistema moda, falsifica il mercato della produzione, cioè trovano a basso prezzo chi lavora per basso prezzo e non salva chi invece lavora onestamente e magari è costretto a mettere in cassa integrazione i dipendenti perché non ha lavoro. Quindi questo, secondo me, il principio è questo, parte già da un danno fatto allo Stato e all'erario del tasse. Quindi noi abbiamo iniziato un percorso, iniziato anche magari con lo spettacolo Tutto quello che sto per dirvi è falso, che voleva far capire alla gente che comprare il falso, comprare non il made in Italy, ma comprare tutta roba che non va bene, creava danni sia alla persona, sia al sistema, sia allo Stato. Quindi abbiamo iniziato quel percorso là. Cosa è successo? Che all'incirca un anno e mezzo fa
tutto quello che noi dicevamo è venuto a galla, cioè sono riusciti a intercettare delle aziende, sappiamo i nomi posso farle perché tanto l'una l'abbiamo detto, Loro Piana, da Armani, da Dior, cioè hanno iniziato a trovare dentro che loro erano responsabili. Allora, cosa abbiamo iniziato a fare? È stato messo in moto un meccanismo che va a controllare questi laboratori, che sono i famosi audit. Ma anche qui c'era qualcosa che non funzionava. Perché? Perché i grandi committenti o chi per essi, teniamo presente che il grande committente non dà il lavoro direttamente a noi, il grande committente, come ha dimostrato con Loro Piana, dava lavoro a una società che non aveva neanche dipendenti. Questa società ne dava a un'altra, quindi scatole cinesi, a un'altra azienda che non aveva dipendenti e questa poi lavoravano nel territorio con laboratori cinesi. Siamo aperti. Quindi cos'è successo? Che hanno scoperto l'inghippo. Ma allora io dico, noi siamo passibili di audit. Io ne ho avuti 2, uno martedì e uno mercoledì. Ti fanno tutto, neanche la finanza non ti controlla come ti controllano loro. Preferisco la finanza che mi controlli che non loro, perché ti chiedono di tutto. Faccio un esempio banale. Sì. Loro vogliono, tanto per far capire, loro vogliono che io paghi entro il 10 e il 15 i dipendenti del mese di giugno. Sì. E noi li paghiamo nel mese di giugno. Tu mi obblighi a dimostrarti i versamenti fatti. E perché quello che ti manda da me non mi paga a 30 giorni o subito e mi paga invece dopo 75 giorni? Certo. Tanto poniamo anche questo caso. Comunque questa è una cosa a parte. Perché chiedono a me, mentre quei 2 laboratori che non avevano dipendenti, gli audit sono passati perché andavano bene? Quindi c'è un meccanismo sotto che gli permette di fare queste cose. Noi ci stiamo muovendo, si sta muovendo anche l'Europa, verranno adesso ancora in essere altre procedure ancora più pesanti. Il problema è non rendere appetibile tutto quel lavoro fatto in nero. Noi non dobbiamo rendere appetibile il cinese o l'italiano, perché siano anche i nostri italiani che lavorano in queste condizioni. Si proteggono sotto il DURC. Una falsità che enorme. Il DURC sarebbe quel documento che l'Agenzia delle Entrate ti dà, che dichiara che tu hai pagato i contributi dei dipendenti per quei 3 mesi, 4 mesi che te lo chiedono, no? Ma se noi andiamo a vedere il DURC di certi laboratori, un dipendente 8 ore, uno 4 ore, questi sono i cinesi. Allora il committente che gli dà il lavoro si protegge e dice: ma io sono in regola, lo Stato mi chiede che questo mi mostri il DURC. Sì, ma tu ti rendi responsabile, questo è il problema, rendere responsabili qui lavori. Perché se il DURC ti dice che ha un operaio 8 ore, uno a 4 e ti fa 1000 maglie di notte, tu sei consapevole che non ha un dipendente in mezzo per fare 1000 maglie di notte. Chiaro. Quindi dobbiamo rendere responsabili il capo sopra. Allora, quando quella merce andrà distrutta o va recuperata, questi qua inizieranno ad andare via. Tanto che Veneto Lavoro ha visto un dato che l'ultimo anno e mezzo, da quando sono entrate in vigore queste leggi, sono andati via nel Veneto 1200 cinesi. 1200, quindi vuol dire che qualcosa si sta inclinando, vuol dire che quel lavoro che noi abbiamo fatto come associazioni produttive, come Confartigianato, come ho ripetuto CNE, tutti quanti, il tavolo della moda, sta avendo i suoi frutti. Certamente. Perché il mercato non deve essere falsato, se guardiamo bene è scritto nei giornali. Una borsa 80 euro fatta, venduta a 3.000 euro, evidentemente ci sono parecchi. I grandi gruppi sono miliardari, lo sappiamo benissimo, nessuno vuole intromettersi nel loro utile, però se noi eliminiamo tutte queste concorrenza sleale, lavoriamo tutti, manteniamo i nostri laboratori perché avremo un pericolo tra un po' di tempo, non abbiamo più riciclo. Perché? Perché tutti quanti stanno chiudendo, tutti quanti chiudono perché non c'è lavoro, tutti quanti non vogliono andare in cassa integrazione, giustamente, perché se tu vai in banca a chiedere un mutuo ti chiedono la busta paga e non la cassa integrazione, quindi siamo noi che proteggiamo i nostri dipendenti e tutto il sistema va a morire. E noi abbiamo la nostra forza dell'Italia, il manifatturiero, non solo per noi della moda, ma per tutti i manifatturieri in Italia. Quindi sono cose che andavano, secondo me, affrontate ancora prima. Noi siamo stati promotori ancora 15 anni fa, perché ne vado fiero di quello che abbiamo fatto. Abbiamo ricevuto tante critiche, abbiamo ricevuto anche telefonate da chi, adesso da chi vado io a produrre? No, è sbagliato andare prima a produrre, perché tu hai falsificato un mercato
che poteva essere il nostro audio di tutto quanto il comparto moda. E come ripeto, non solo la moda, ma anche gli altri, ci sono tante altre categorie che sono prese nella nostra condizione. Noi siamo venuti fuori perché adesso è venuto fuori, finalmente hanno iniziato a trovare chi veramente dava il lavoro. E questo bisogna percorrere. Adesso la comunità europea ha detto che inasprirà ancora le sanzioni, sarà ancora più forte, però questo non deve ricadere esclusivamente sulle nostre aziende. Non posso avere 13 audit in un anno dove tutti mi chiedono le stesse cose. Io sono disposto ad avere anche un audit, anche federale, è lo Stato che me lo fa. Bene, però me lo fai una volta all'anno. Certo. Mi dai un certificato, io ogni 4 mesi ti do il DURC che dichiarano che io ho pagato le tasse, i contributi e tutto quanto, però basta, in 2 giorni 2 non è possibile. Aspetti, se così, il suo è sia un racconto che uno sfogo, lo sento. Ma più che sia uno sfogo. Mi dica una cosa, facciamo un paio di passi indietro. Lei da quanti anni è in questo settore qua? 30 anni più. E quanto ha visto crescere questo fenomeno dell'abusivismo, dello sfruttamento? Tantissimo, tantissimo. Questo risale a quel periodo che i cinesi sono venuti in Italia. Prima ricordiamoci. Sono sostanzialmente lavoratori cinesi quelli che vengono impiegati mi dicono, mi rimproverano sempre perché io parlo di cinesi. Vabbè, ok, di lavoratori che non lavorano in regola, però il tutto nasce 20 anni fa quando Parigi ha mandato via i cinesi da Parigi perché la Francia, e sono venuti dove ha trovato sede? A Prato. Sì. Questo non vuol dire che Prato siano Prato abbiamo gli artigiani a Prato che combattono per queste cose, certo. Però quello è nato tutto, perché io mi ricordo 20 anni fa quando sono andato a visitare, ero presidente nazionale, sono andato a visitare Prato, mi hanno detto portati il passaporto per entrare a Prato, c'erano 40.000 legali, ma ce n'erano più di 40.000 illegali. Lì è nato tutto, poi si sono espansi, adesso abbiamo un territorio, perché si fa fatica nel territorio a controllarli, certo. E abbiamo provato tutti, quei prefetti, quei questori, con le guardie, e purtroppo abbiamo un sistema che non riesce a uscire, adesso non riescono a uscire assieme, perché per andare da un laboratorio clandestino deve uscire vigili del fuoco, devono uscire ispettori, devono uscire sono delle realtà strutturate finanza, ormai, esatto, e questi lavorano di notte. Allora, su consiglio nostro abbiamo detto guardate, e la luce quando viene consumata di notte, lì troverete un laboratorio, che vuol dire che non lavori in regola. È una cosa che fanno generalmente. Adesso lo fanno, sui consumi energetici, certo. Solamente che secondo me ancora manca quei 2 o 3 passi in più di dire ok, tu committente mi dai i nomi di tutti i laboratori, sono io che vengo a prenderli, no? Tu mi dici vai da questo, da Caio, da Sempronio, da Giuliano, da Luca, però non ti dico vai da Cin, Ciun e Ciò, certo. Hai capito? Quindi mancano quei passaggi per riuscire veramente a incrementare. Non so se sia tardi per salvare le nostre manifatturiero, però io ci credo sempre come ci ho sempre creduto. Senta, e in che anni è arrivato anche a Treviso questo fenomeno qua? All'incirca 15 anni fa più. Ecco, diciamo che dimensioni ha su Treviso il vostro movimento di imprese artigiane che operano nel settore moda? Voi siete più di 1076, mi dicevano i dati dei suoi uffici. All'incirca 8-9 mila dipendenti, perché fai sempre una media di questi dipendenti, però ne abbiamo persi tantissimi, abbiamo perso più del 50% dei nostri laboratori negli ultimi 10 anni. Va bene, abbiamo avuto la perdita del gruppo Benetton, abbiamo avuto la perdita del gruppo Stefanel, per carità, quelli non sono riusciti a inserirsi, davano lavoro nel quelli davano lavoro al territorio, poi anche lì è iniziato quel lavoro sporco di dare lavoro, io prendo. Allora, per far ricco qualcuno, che adesso stanno pagando, perché ho avuto delle persone che benvenga, no, vi proteggiamo, no, pagate quello che non avete pagato fino adesso, perché si ridurrebbe il costo del lavoro, si ridurrebbero tante cose se tutti pagassero. Quello purtroppo che manca è sempre la certezza della pena qua in Italia, tutto è permissivo. Sì, fatto salvo di essere controllati ogni 2 giorni. Fatto sta di essere controllati da quei gruppi che fatalità, quello di ieri era quello che controllava anche l'oro piana. Allora, se mi permette, ieri mi sono sfogato, e anche mi sono sfogato con quelle persone là, perché tu mi chiedi tutto, anche cose che non vanno chieste, non le racconto neanche perché è una cosa spaventosa, 6 ore a rimanere lì, interrogatorio per i dipendenti, una cosa allucinante, veramente adesso stanno, perché? Perché hanno paura di queste cose.
Non ne devono. Noi non dobbiamo aver paura, come non dovevamo aver paura, mi ricordo un incontro con la finanza, se siamo in regola non dobbiamo aver paura di niente. Certo, no, ma poi è corretto che si operi contro la concorrenza sleale, è un auspicio per prima cosa vostro. Io mi sento, non dico un paladino, ma uno che ha combattuto con queste cose ancora da 15 anni fa. E quindi secondo me vincevamo la battaglia meglio e potevamo essere più inseriti nel mercato, perché adesso avremo il problema di produrre. Adesso abbiamo il problema di produrre, non abbiamo più le maestranze per produrre. Certo, che è un problema generale questo, È un problema generale, è un problema drammatico. Perché? Perché è stato falsificato il mercato, perché il nostro dipendente prende poco e costa tanto. Io rinnovo i contratti nazionali del lavoro della moda e sono d'accordo benissimo, lo dico sempre sindacato, il nostro dipendente prende poco, però ci costa tanto. Non possiamo avere l'Austria o altri paesi limitrofi che prende il 20-30% in più come stipendio il dipendente ma costa il 40% in meno. Quello è il problema. Certo. Senta, un'ultima cosa le domando. Allora, qual è il vostro appello di fronte a questa situazione qua? Ma allora, chi deve muoversi e fare cosa? Il nostro appello è quello di cercare di raggruppare tutti questi auto e abbiamo fatto una proposta, abbiamo una persona in Parlamento che è un ex presidente nostro artigiano che ci sta portando avanti la battaglia, quindi cercheremo di unire tutti questi auto in modo di non fare, perché tutti chiedono la stessa cosa. Capisco che sono tutti quanti movimenti che prendono soldi, è un lavoro che fanno, però facciamone uno fatto per tutti, che vada bene per tutti quanti, quindi questo è un auspicio in modo di poter... E che chi viene pescato non lavori più, mi dispiace, ma non lavori più. No, adesso paga una multa di 3.000 euro quando ne ha rubate allo Stato 5.000 solo in una notte. Prendi 3.000 euro, la merce non è tua, quindi li va ristatuita per legge, quindi cambiamo anche queste leggi, dobbiamo rendere responsabili i committenti. Non hanno il capannone perché sono in affitto, i macchinari sono in affitto, quindi questi non pagano niente. Pagano i committenti, ben venga che pagano i committenti, anzi io vorrei fare anche una proposta andando avanti molto pesante e ci mettiamo che noi parte civile se fanno i processi. Certo. Ci mettiamo perché noi abbiamo subito un danno, l'associazione adesso ne stiamo parlando, io voglio che la Confartigianato, se è possibile, ne studieremo il sistema. Le modalità. Mi metto a parte civile anch'io, scusi, io ho avuto danni enormi quando le mie persone erano in cassa integrazione, dovevo pagare i costi. Sono stesso sempre fissi e ho dovuto andare in banca a chiedere i soldi per continuare a lavorare. Cioè c'è tutto un sistema che è sbagliato. Allora cerchiamo di vedere cosa si può fare per questo sistema. Benissimo, grazie. Prego. Per questa testimonianza anche accalorata, perché si fa il lavoro con passione, no? Esatto, e ci cerca di difendere le imprese con passione. Questa è una bellissima caratteristica. Difendere tutta l'impresa e il sistema. Sì. E difendere l'Italia, e anche i consumatori che non sanno cosa, ma voi sapete quanti danni fanno quei tessuti che non sa. Se noi non possiamo fare dei colori, mi volete spiegare perché dalla Cina possono entrare quei colori che sono nocivi per noi? Sì. Dalla Tunisia sono nocivi, sono vietati quei colori là, perché entrano in Italia? Certamente, questi sono tutti interrogativi che voi ponete, ma è logico che desiderare una cosa, avere la realtà un'altra, però pian piano ci arriviamo, siamo già arrivati a un buon punto, perché con lo spettacolo siamo arrivati a far capire, è vero che adesso ci si sta muovendo lentamente, come è logico, ma insomma lentamente ci sta muovendo. Grazie a Giuliano Secco, presidente del gruppo Moda Confartigianato di Imprese Marca Trevigiana. Resti qui un attimo che lanciamo un servizio, perché a favore invece degli insegnanti che vengono nel territorio è stato stretto un accordo molto interessante tra il Comune di Castelfranco e l'ufficio scolastico regionale, proprio per fornire alloggi, perché sappiamo che un altro tema per i lavoratori è quello che vengono nel territorio, quello di trovare casa. Vediamo. A partire dal prossimo anno, Castelfranco offrirà una concreta opportunità abitativa al personale scolastico trasferito in città. Grazie ad un accordo siglato tra Comune, Azienda Edilizia Economica e Popolare e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, saranno messi a disposizione appartamenti a canone calmierato destinato a docenti, collaboratori e altro personale scolastico in servizio nelle scuole locali. Penso che sia il primo esempio concreto di trasformazione di tante idee, di tante
necessità, di tanti bisogni in fatti concreti, ed è opera della grande sensibilità di questo comune, dei suoi amministratori, di chi ha voluto questo intervento, e deve rappresentare sicuramente un esempio per tutta la nazione, un modello vincente. Un unicum a livello nazionale che partirà a settembre con l'assegnazione degli alloggi tramite bando pubblico e che intende rispondere al bisogno sempre più urgente che portano in seguito a nomine e trasferimenti insegnanti e collaboratori a spostarsi in contesti urbani nuovi dove spesso i costi dell'affitto sono proibitivi. Castelfranco ha avuto la capacità di cogliere questa esigenza offrendo una soluzione concreta. Che siano essi dipendenti a tempo indeterminato piuttosto che a tempo determinato, qui possono trovare un momento per cominciare la loro avventura lavorativa in città e che magari consenta poi loro di stabilizzarsi e quindi conseguentemente magari far parte della nostra comunità. Oggi testimoniamo con questa ulteriore sottoscrizione di protocollo che il lavoro di squadra fa sì che la nostra sia una città che cresce in modo sinergico e di qualità. L'azienda di edilizia economica e popolare si occuperà anche della manutenzione ordinaria, dei servizi condominiali, della gestione contrattuale e dell'eventuale contenzioso. Gli alloggi verranno assegnati sulla base delle indicazioni dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso, previa visita congiunta, e i contratti avranno una durata iniziale di 2 anni, rinnovabili per altri 2 con canoni modulati in base alle metrature e aggiornati secondo l'Istat. Il sindaco Marcon ha poi annunciato anche un investimento in ambito universitario. Saranno realizzati 31 nuovi posti letto per studenti del Conservatorio Musicale Steffani, un'istituzione di rilievo per l'intero territorio che coinvolge studenti di Treviso, Vicenza e Belluno. Mondo della scuola che deve fare i conti purtroppo anche col calo demografico. Vicenza, andiamo proprio lì adesso col prossimo servizio, rimane però prima per numero di studenti. Diminuiscono gli iscritti alle scuole, complice il calo demografico generalizzato, anche se Vicenza resta la provincia del Veneto con la popolazione studentesca più nutrita, con quasi 103.000 alunni, di cui 7.486 all'infanzia, oltre 32.000 alla primaria, 22.477 alla secondaria di primo grado e 40.731 alla secondaria di secondo grado. Gli alunni infatti totali registrati al SIDI a fine marzo, il SIDI è il sistema ministeriale, era di 103.000 alunni. Un trend negativo che tuttavia si sta facendo sentire anche in provincia con 1.381 studenti in meno, popolazione scolastica che si assottiglia e classi che si svuotano in base ad una tendenza che intacca però ogni ordine di scuola in maniera diversa. Abbiamo rispetto all'anno precedente 1.381 studenti in meno, con un deficit di 61 alunni all'infanzia, 853 alla primaria e un meno 465 alla scuola secondaria di primo grado, mentre è ancora stabile il numero di alunni alla scuola secondaria di secondo grado. Per il nuovo anno scolastico ci saranno delle novità. Si lavora per garantire la continuità dei docenti a tempo determinato sul posto di sostegno. Attraverso una piattaforma è possibile inserire le domande che saranno poi sottoposte a valutazione in base a precisi criteri. I supplenti di sostegno possono essere confermati in base alle richieste delle famiglie. Ci sono però alcuni paletti da rispettare, ossia sono confermabili i docenti che nel corrente anno scolastico hanno avuto una supplenza fino al termine dell'anno scolastico e quindi fino al 31 agosto 2025 o l'abbiano svolta fino al termine delle attività didattiche, quindi il 30 giugno 2025. Era l'ultimo servizio dunque per questa nostra prima edizione. Io ringrazio in regia Alberto Pivetta e Tony Esposito. Vi ricordo alle 13.35 il documentario Borgo Italia, dalle 14.30 come sempre il cinema con la pellicola Promised Land di Gus Van Sant, Matt Damon, Frances McDormand, molti altri attori protagonisti. Grazie ancora per essere stati con noi e vi ricordo come sempre l'appuntamento con i telegiornali di questa sera. Arrivederci.